Eccoci qua, miei cari amici, con il nuovo oroscopo di questa settimana. Di questa settimana che va dal 4 di ottobre al 10 di ottobre. Quindi è la settimana di ottobre, del mese di ottobre. Bene, allora, prima di iniziare con la lettura dell'oroscopo, io direi di andare a ricordare a tutti voi che il sottoscritto si occupa di legamenti e ritorni d'amore. Quindi se tra di voi che ascoltate questo mio oroscopo settimanale avete dei problemi di ordine sentimentale, magari siete stati lasciati dai vostri compagni, dai vostri mariti, fidanzati o fidanzato, via via, e volete farli tornare da voi, sappiate che io posso intervenire in aiuto. Per saperne di più basta cliccare sotto al video, trovate il link dove cliccandoci sopra andrete direttamente sul mio forum. Lì trovate tutti i miei numeri di telefono, come anche nello scroll qui nel serpentone, e potete chiamarmi e comunicarmi il vostro problema. Io, dopo averlo analizzato, vi dirò se è possibile intervenire, quali sono i costi, qual è la tempistica. L'importante è la riuscita. Ok? Bene, allora andiamo con la lettura del primo segno zodiacale, che è del segno dell'Ariete. Amore. Venere finalmente sarà dalla vostra parte e durante questa settimana le cose andranno veramente bene per i sentimenti. Tutto bene quindi per chi ha un partner al proprio fianco. La settimana sarà invece particolarmente interessante per tutti quei cuori solitari che vogliono fare delle nuove conoscenze, quindi occhio e datevi da fare. Dei giorni ricchi di passione che potrebbero regalare davvero tanto a tutti voi sono i giorni di fine settimana. Il segno del Toro. In amore. In questi giorni di inizio ottobre il pianeta dell'amore sarà in opposizione e sicuramente non sarà un periodo fantastico nelle relazioni di coppia, potrete avere un po' di dubbi anche verso il vostro partner. Nemmeno i single si sentiranno tanto sicuri da voler fare un bel passo in avanti nei confronti di qualcuno. Dovrete attendere un momento migliore per l'amore e i rapporti. Il segno dei gemelli. Amore, questa settimana non vi regalerà grandi emozioni se siete impegnati in una relazione, logicamente. Molto probabilmente potrebbe mancare il romanticismo o comunque la passione e questo varrà per chi è impegnato ma pure per chi è single. Se avete un partner sarà comunque parecchio importante non, eh, non allontanare diciamo, i dubbi e cercare un riscontro di chiarimento per mantenere ben saldo questo rapporto che vi unisce. Il segno del cancro. Amore. Se siete seriamente innamorati del vostro partner, questo potrebbe essere il momento perfetto per fare un passo in avanti.
In questa settimana potreste iniziare a pensare al futuro in maniera più concreta. Se invece avete ancora il cuore libero, potrete prepararvi a fare dei nuovi incontri decisamente interessanti. Un inizio ottobre che non vi deluderà sul fronte amoroso. Segno del leone. Amore. Se ultimamente avete avuto dei problemi col vostro partner, adesso potrete tentare di risolvere. Molto probabilmente siete troppo presi da disagi di coppia e da tutte quelle cose che non funzionano come invece si dovrebbe. Nemmeno i single saranno così vogliosi di aprire il loro cuore alla passione in queste giornate d'inizio del mese. Tutto tace, tutto proseguirà in modo abbastanza tranquillo. Il segno della Vergine. Amore. Questa settimana di inizio di ottobre sarà veramente tutta da godere per quanto riguarda l'amore. Potrete godervi i sentimenti e la passione di coppia per le cose con il partner andranno davvero, davvero bene. Pure chi ha avuto problemi potrebbe trovare adesso delle soluzioni. Chi invece è single potrebbero pure fare delle nuove conoscenze. Non si può proprio escludere nulla con queste stelle. È il segno della bilancia. Amore. Periodo poco semplice per l'amore e per tutti i rapporti più in generale. Chi ha dei problemi con il partner già da un po' di tempo dovranno cercare di risolvere, di parlare per poi trovare una soluzione comune. Non sarà facile probabilmente, però non sarà nemmeno impossibile. Per i single non ci saranno delle grosse novità, visto che saranno delle giornate poco interessanti per i sentimenti, ma chissà come andrà. Tutto è possibile, volere e potere. Il segno dello Scorpione. Amore. Bellissima la posizione di Venere per questa settimana e voi potrete approfittarne alla grande. Ci saranno miglioramenti per chi ha avuto dei problemi con la propria dolce metà e delle buone nuove per chi è single. Per chi ha il cuore libero da impegni amorosi, infatti, potrebbero arrivare nuovi incontri, potrebbe esserci pure un avvicinamento con una persona speciale che già fa parte della vostra vita. Andiamo con il segno del Sagittario. Amore. Settimana abbastanza altalenante per voi nati sotto questo segno. Saranno infatti delle giornate un po' particolari. Il momento migliore sarà senz'altro intorno al weekend. All'inizio della settimana potreste avere dei disagi di coppia da dover affrontare se volete recuperare il rapporto al meglio e godervelo. I single probabilmente dovranno cercare una persona con cui costruire qualcosa, non qualcosa di impossibile, quindi tutto è possibile. Il segno del Capricorno. Amore.
Non saranno delle giornate di inizio mese troppo tranquille, soprattutto per chi sta affrontando un periodo particolare. Molte relazioni devono risolvere determinate situazioni per poi potersi godere i sentimenti in tutta serenità. Questa serenità si potrà riconquistare, quindi calma e sangue freddo, nulla sarà perduto, nemmeno per i single. E andiamo con il segno dell'Acquario. Amore. Settimana di ottobre molto particolare perché c'è chi potrà beneficiare e chi avrà problemi. Per le coppie, per esempio, saranno dei giorni abbastanza tranquilli. Chi ha avuto problemi potrebbe essere ad un punto di non ritorno con il proprio partner. Se invece siete single, questo potrebbe essere un periodo pieno di disagi e complicazioni. Voi cuori solitari potreste essere nervosi e questa agitazione potrebbe arrivare pure in una nuova conoscenza. E infine andiamo al segno dei pesci. Amore. Interessante questa nuova settimana del mese dal punto di vista dei sentimenti. Venere infatti sarà in una posizione particolarmente buona per tutti i pesciolini che vogliono recuperare un rapporto, magari una storia d'amore già in crisi. Per tutti gli altri invece delle emozioni e grandi situazioni da vivere. Delle novità potrebbero arrivare per chi è single, un nuovo incontro che potrebbe rivelarsi davvero molto molto speciale. Bene, miei cari amici, e così abbiamo concluso l'oroscopo di questa settimana. Andiamo in sigla e noi ci sentiremo per la prossima settimana.